Non ci hanno visti arrivare, adesso ce la giochiamo. Parola di Giacomo Possamai, vincitore del primo turno delle elezioni amministrative a Vicenza, che ieri ha festeggiato il traguardo del ballottaggio con il sindaco uscente Rucco. Abbiamo setacciato bar e quartieri e portato entusiasmo in una città rassegnata, ha detto Possamai, come il ciclista che brucia allo sprint l'avversario sbucando nascosto nel gruppetto degli inseguitori. Giacomo Possamai ha conquistato la maglia rosa nella corsa alle comunali di Vicenza. Non solo costringe il sindaco uscente Francesco Rucco al ballottaggio, ma per molte ore nella giornata di ieri ha flirtato con l'impensabile, una vittoria al primo turno che in serata poi si è allontanata. Alla fine la forbice è di quasi 2 punti percentuali, il 46% per Giacomo Possamai contro il 44,23% del sindaco uscente Rucco. Il traguardo finale quindi appare alla portata. Non ci hanno visto arrivare. Giacomo Possamai, Vicenza. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 16 maggio 2023. La prima notizia del giorno riguarda naturalmente le elezioni amministrative che in Veneto hanno coinvolto una cinquantina di comuni. I 2 comuni capoluogo al voto sono Vicenza e Treviso. Allora partiamo subito con la rassegna stampa, con le notizie sui quotidiani di oggi. Sul Gazzettino: Mario Conte si tiene Treviso e raddoppia i voti della Lega. La civica del sindaco uscente sfiora il 30%, il Carroccio al 17%, Fratelli d'Italia sale all'11%. Questi i primi dati da Treviso, dove Zaia parla di un bis per chi amministra bene. Centrosinistra invece al 28% nel capoluogo della Marca. Terzo Polo flop al 4%. Il Corriere del Veneto 2023, le amministrative, subito Conte bis, parliamo di Treviso. A Vicenza invece duello Rucco-Possamai, anche se, come abbiamo detto in apertura, sarebbe più corretto parlare di Possamai-Rucco, perché, lo ricordiamo, Giacomo Possamai, candidato del centro-sinistra a Vicenza, ha raggiunto il 46% dei consensi. Rucco si è fermato, il sindaco uscente, al 44,2%. Torniamo sul Corriere del Veneto: il risultato schiacciante per il sindaco di Treviso, ribaltone a San Donà. Al secondo turno anche Adria, Sona e Vedelago. 4 quindi comuni che andranno al ballottaggio a fine maggio, il 28 e il 29 in Veneto. Nel veneziano, cappotto del centrodestra, Fratelli d'Italia conquista terreno nella Marca leghista. A Pieve di Cadore il PD elegge la prima sindaca di origine albanese, Cindy Manusci. Ora vediamo le pagine dei quotidiani del gruppo Gedi dedicate alle comunali 2023. Partiamo da Vicenza: Possamai vola al ballottaggio con il sindaco uscente Rucco, tiene il PD, crollo invece della Lega. Il partito di Salvini, terza forza della coalizione con un misero 6%. Il PD invece, a sostegno di Giacomo Possamai, prima lista con il 15%. Treviso: per Conte un bis con trionfo, la sua lista fa il pieno, il Carroccio è primo partito. Sono contento, dice il sindaco uscente e rieletto di Treviso Mario Conte, premiato il lavoro di 5 anni, è il nostro progetto che ha vinto. Il centro-sinistra fermo al 28,29% con Giorgio Denardi. Guardando i voti di lista, ottimo risultato per il Partito Democratico con un 15%. Il terzo polo invece si ferma al 4% con il candidato Nicolò Maria Rocco. Dietro ancora i 5 Stelle con Unione Popolare di Maurizio Mestriner, 2,33%. Qui Treviso.
Proseguiamo tornando sulle pagine del Gazzettino. Vicenza al ballottaggio, Rucco insegue Possamai, il sindaco uscente superato al primo turno dal consigliere regionale del PD, differenza minima, saranno decisivi i fuoriusciti dal centrodestra e i 5 Stelle. Sì, perché a Vicenza, oltre a Possamai e Rucco, c'erano altri candidati sindaco, 2 ex assessori proprio della giunta Rucco che si erano staccati dalla coalizione di centrodestra, presentando 2 candidature contrapposte, risultati inferiori al 3% per entrambi, e poi con l'1,72% i 5 Stelle di Edoardo Bortolotto. Il Gazzettino parla di un ribaltino di Giacomo, il giovane vecchio, si parla di Giacomo Possamai naturalmente, straordinario, ma per il rivale Francesco Rucco naturalmente non è finita qui. Sulle pagine del Corriere del Veneto vediamo cosa si diceva ieri sera nella sede elettorale di Francesco Rucco del centrodestra. Nervosismi e facce scure, questo è il titolo. Rucco: ora mi confronterò con Possamai tra 2 visioni di città diverse. Il flop dei partiti di centrodestra. Nel Corriere del Veneto il club degli assessori che si sono candidati contro, il sindaco non è riuscito a sfondare, ma il ballottaggio in fondo ce lo aspettavamo, dice Rucco. Qui abbiamo il suo profilo. Chi è? Francesco Rucco è stato eletto sindaco di Vicenza nel giugno 2018 con una coalizione di centrodestra con la quale si è presentato anche in queste comunali 2023. Il voto di ieri e domenica ha premiato la sua civica. La lista Rucco sindaco ha sfiorato il 24% e lasciato invece con l'amaro in bocca i partiti da Fratelli d'Italia a Forza Italia, passando per la Lega. Quando ha deciso di tornare in corsa, ha deciso di farlo con accanto la moglie Ilaria, passeggiando mano nella mano a Campo Marzio. Questo il lancio della campagna elettorale di Francesco Rucco. La pagina a fianco dedicata invece a Giacomo Possamai, vincitore di questa prima tornata elettorale, ma ricordiamo a Vicenza ci sarà il ballottaggio. Non ci hanno visti arrivare, appunto adesso ce la giochiamo. Le parole che vi ho letto in apertura di questa puntata di Sveglia Veneto. Leggiamo il profilo del candidato. Giacomo Possamai è riuscito a conquistare il ballottaggio contro il sindaco uscente Francesco Rucco, schierando un'ampia alleanza e ben 6 liste, oltre a quelle del PD e di Coalizione Civica, altre 4 liste civiche, una personale, Possamai sindaco, che ha raccolto quasi il 13%, e una riferibile a Italia Viva Azione. Al risultato ha contribuito anche la lista messa in piedi da Matteo Tosetto, ex Forza Italia ed ex assessore della giunta comunale uscente, guidata da Rucco. C'è il ritratto di Giacomo Possamai anche nelle pagine del Corriere del Veneto. Classe 1990, ha voluto fortemente giocarsi la partita della candidatura a sindaco di Vicenza. Solo l'estate scorsa rifiutava l'offerta di Enrico Letta, segretario all'epoca del PD, suo riferimento politico dentro il partito, che gli aveva offerto un seggio sicuro alla Camera. Io voglio fare il sindaco della mia città, dichiarava Possamai, primo dei 6 figli del giornalista Paolo, ex lettore dei quotidiani veneti del gruppo Gedi. È laureato in giurisprudenza e il suo lavoro è quello di responsabile delle relazioni esterne del gruppo Unicom della famiglia Cestaro, che controlla i supermercati a Marco Famila. Già candidato sconfitto alle primarie nel 2018 per le comunali di Vicenza, Possamai, che è militante del Partito Democratico fin dai tempi della scuola, ha ottenuto un risultato di rilievo invece alle regionali del 2020. È stato il più votato del centro-sinistra con 11.500 preferenze, un risultato che gli è valso il ruolo di capogruppo in consiglio regionale. E a proposito di voti, lo ripeto perché lo scrive, lo sottolinea anche il Corriere del Veneto, 15% è il risultato raggiunto dal PD a Vicenza, è il partito più votato della coalizione. Ma torniamo sul Gazzettino, che prova a dare una lettura d'insieme
al risultato di queste amministrative, almeno in Veneto. Marcia indietro di Fratelli d'Italia, la Lega torna a vincere, confermati i 9 sindaci. C'è il commento del meloniano De Carlo, il coordinatore di Fratelli d'Italia del Veneto: siamo più forti nei piccoli centri anche correndo da soli. Secondo Stefani, invece, il giovane commissario della Lega Veneta, a Treviso con la lista Conte il Carroccio ha superato il 45%. Naturalmente non è il risultato della Lega, ma quello che si ottiene sommando il voto alla lista della Lega con la lista civica del sindaco rieletto Mario Conte. Ora naturalmente occhi puntati sul capoluogo berico. C'è il commento anche del segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella. Il PD perde comuni ma esulta per Vicenza. Martella dice appunto: finita la nostra traversata nel deserto. Secondo il segretario Dem, peccato per Treviso e San Donà, non abbiamo trovato l'intesa con il terzo polo. Infine, per chiudere questa carrellata sulle elezioni amministrative, ad Adria andranno al secondo turno i candidati Barbierato e Barbuiani del centro-sinistra e del centrodestra, rispettivamente. L'uscente Barbierato e l'ex sindaco Barbuiani battono i candidati di PD e Fratelli d'Italia, che correvano appunto con 2 candidature distinte. A Porto Tolle 300 vince invece il centro-destra. Questo per quanto riguarda le elezioni amministrative. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. A Padova il primo trapianto di cuore fermo da 20 minuti. È la prima volta che succede in Italia. È stato salvato così un cardiopatico di 45 anni. Secondo i medici ora sta bene, l'organo ha ripreso subito a battere, il cuore appunto che era fermo da 20 minuti al momento del trapianto. L'intervento del cardiochirurgo Gerosa con l'equipe di rianimazione del dottor Zanatta. Maratona di 12 ore, leggiamo sul Gazzettino, tra le sale operatorie di Treviso e dell'ospedale di Padova. 38 anni dopo Gallucci, un altro traguardo impensabile. Secondo il professore che ha effettuato l'operazione, in questo modo aumenta del 30% la disponibilità di organi per i pazienti in lista di attesa. Un'altra notizia in tema di sanità, sempre sulle pagine del Gazzettino: su 30.000 bambini malati solo il 18% riceve le cure palliative necessarie. È il risultato di uno studio nazionale coordinato dalla responsabile del Centro Veneto CPP, Centro Regionale Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche. Franca Benini, la responsabile di questo centro, sollecita nuove strategie per affrontare appunto il dolore dei piccoli. Infine il maltempo, scatta l'allerta gialla, il nord-est tra pioggia e frane. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. In Veneto preoccupa la condizione dei fiumi, allarme fino a domani pomeriggio. L'Emilia Romagna teme che si ripeta l'emergenza di pochi giorni fa e quindi chiude le scuole. Dopo le precipitazioni e la neve in Alto Adige è stato invece revocato il decreto siccità. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.